Cari amici, bentrovati, buon inizio di settimana, buon lunedì a tutti quelli che seguono i contenuti di TVBN, sia per quanto riguarda la pagina Facebook che per quanto riguarda il canale YouTube. Vi ringrazio sentitamente. Oggi per l'angolo della poesia volevo leggervi un paio di poesie del poeta catanese Antonino Magri. Ecco, tra le mie mani ho il suo libro Rimembranze, è un'opera omnia dove Ninni ha raccolto, diciamo, tutta quella che è la sua produzione poetica e l'ha pubblicata in questo volume, come vedete, molto corposo. Io oggi ho scelto un paio di poesie per voi che mi sembrano significative dal punto di vista contenutistico, ma anche dal punto di vista stilistico. La prima che vi leggo è Per chi t'amo. Raccogliamoci in un'atmosfera più poetica. Siccome una rosina profumata, caduni paci, quieti e tenerezza, quando che spunti passa la tristezza per chi lo cantare è serenata. Se deca poi la rima si incapizza e l'arte pura veni e si fasciata, la sinfonia di la tua sonata grape lo cuore ed una contentezza. Ti porto sempre dentro all'arma mia e giorno e notte sento lo tuo chiamo per chi m'è duce stare insieme a te. Fino alla morte, ciato a ciato stamo e quando la tua musa toppolia risponno se, poesia, perché t'amo. Bellissima, bellissima poesia questa di Ninni Magri, ripeto, poeta catanese. Vedete l'emozione che suscita una poesia di soli 14 versi. Io poi sono innamorato del sonetto e difatti tutti i miei componimenti, ormai l'80% dei miei componimenti sono, ecco, sotto forma di sonetto, perché la reputo, diciamo, la forma poetica meno invadente. Ecco, una poesia che in soli 14 versi, se il poeta è di grande spessore, se un poeta vero, insomma, anche con 14 versi può suscitare emozione a chi lo ascolta o ai suoi, appunto, ai suoi lettori. Ecco, io poi volevo ancora leggervi un'altra poesia di Antonino Magri. Sto godendo leggendo questo libro, vi dico la verità, per uno come me che vive di poesia, che vive di arte poetica, che vive di lingua siciliana, mi sto divertendo, mi sto appassionando a leggere il poeta Ninni Magri, che già eh, lo conoscevo e conosco le sue qualità artistiche, poetiche, insomma è un grande autore, un grande poeta della nostra Sicilia. Ecco, volevo leggere quest'altra poesia che è molto significativa, molto anche espressiva ed è molto emozionante. Io almeno è quello che ha suscitato a me quando l'ho letta per la prima volta. Si intitola Parlami o Luna. Ecco, raccogliamoci di nuovo in un'atmosfera più poetica. Parlami o Luna e insegnami a parlare con le parole dolci e delicate, cangia l'argento to, te ne ammucciate, piccoli sape leggere e afferrare. Sogno un poeta, a me li puoi svelare, per quanto li va a porto strate a tutti chi stanchi e amareggiati, che persero lo senso di campare. Da mille a mia, non li tenere scritte, perché all'umunno ci sono tante gente che aspettano parole di un orto. Parlano luna, non mi fare torto, che la mia musa più non serve a niente, se non porta al ristoro a chi vi afflitte. Ecco, vedete lui che parla con la luna, ecco, e la invita a, come dire, a consegnarle le parole più belle, le parole poetiche da portare nel mondo, soprattutto alle persone che hanno bisogno di una parola di conforto, soprattutto gli afflitti, le persone che in un certo senso, ecco, soffrono. Ecco, vedete, il poeta, quando riesce a farsi anche voce del popolo, riesce a farsi voce di speranza e soprattutto riesce a farsi anche una voce in grado di sensibilizzare le coscienze. Io, ecco, ci vedo e ci leggo tanta bellezza in questo libro Rimembranze di
Antonino Magri, che conservo gelosamente. Io con questo angolo della poesia di oggi, lunedì 11 luglio 2022, vi lascio sperando di avervi dato così un pochino d'emozione con questa poesia di Antonino Magri. Vi saluto, vi abbraccio e vi ringrazio sempre perché siete in tanti a seguire e a interagire con i miei contenuti, con i contenuti di TVBN. Grazie a tutti e a risentirci.